Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dopo 28 anni torna in attività il cratere di nord-est dell'Etna, la bocca più antica, con fontane di lava a intermittenza. La Protezione Civile dichiara stato di allerta gialla, divieto di accesso alle zone sommitali del vulcano, in circolazione video fake sul lancio di Lapilli. Maltempo in Sicilia con piogge e vento, gli esperti prevedono un capodanno freddissimo. Scandalo tangenti nella sanità, respinto il ricorso dei legali, Cuffaro resta ai domiciliari. In un'altra inchiesta mantenuta la misura cautelare anche per l'ex primario del Policlinico di Messina, Stagno Dal Contres, accusato di un giro di mazzette. Spacca a picconate la vetrina di un locale di Palermo, ma il bottino è solo 10 euro. A Palermo è sempre allarme sicurezza e polemica sui vigilantes privati. Morto Lorenzo Reina, l'artista e pastore che creò il teatro Andromeda a Santo Stefano Quispina nell'Agrigentino, una straordinaria opera immersa tra i monti. Calcio, il Catania si gode il primato alle ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Dal mercato potrebbe arrivare presto il colpo Bruzzaniti. Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Domenica tocca agli azzurri, lunedì ai Granata. Dopo 28 anni si è risvegliato il cratere di nord-est sull'Etna. L'attività eruttiva continua a intermittenza. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta gialla, divieto di accedere alle zone sommitali. Intanto è polemica per un video fake creato con l'intelligenza artificiale. Sentiamo Orazio Longo. La regola dell'Etna è non avere regole, stop and go, usando un linguaggio motoristico per dire che quando una colata sta finendo non è detto che stia finendo davvero e che invece non ricominci subito dopo. È quello che succede in queste ore. L'Etna parte, si ferma, poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con la sua spettacolare attività eruttiva, mentre un nuovo episodio di fontana di lava inizia al cratere di nord-est. Il suo primo parossismo dopo 28 anni, osserva il vulcanologo Boris Benker, ricordando che il nord-est è il più antico dei 4 crateri sommitali, che per oltre 40 anni è stato il punto più alto del vulcano, prima di essere superato nell'estate del 2021 dal cratere di sud-est. L'attività, segnala l'INGV di Catania, conta getti di lava alti 300-400 metri e una colonna carica di materiale incandescente che si è alzata per alcuni chilometri sopra la cima per poi essere spinta dal vento verso ovest. Nel contempo è continuata una modesta attività esplosiva dalla bocca apertasi sul fianco orientale del voragine. Il tutto è comunque concentrato nella zona sommitale. La Protezione Civile regionale ha attivato la fase operativa di allarme per i comuni dell'area etnea, mentre il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto il passaggio di allerta da verde a giallo. Operativo l'aeroporto Bellini di Catania nonostante l'allerta rossa. E questo invece è il video fake prodotto con l'intelligenza artificiale e diffuso su pagine social. Si vedono bombe di pietra lanciate da uno dei crateri, immagini false che sembrano reali, condivise da migliaia di persone, visualizzate da quasi 1 milione di profili. Dura la reazione delle guide vulcanologiche. Sono video inutili che arrecano danno all'immagine del territorio e procurato allarme, hanno detto. Ed è allerta gialla anche nell'altro campo, quello del meteo, che porta pioggia e vento in Sicilia. Anzi, secondo gli esperti, il Capodanno sarà tra i più freddi degli ultimi anni. Francesco Aloi. Il giorno dopo Santo Stefano, mezza Sicilia è in allerta gialla. Il vento si fa sentire, con folate vicine ai 50 km/h. In poche parole, si vola. Sì, esattamente, si vola, ma noi non temiamo freddo, viviamo a Milano, per cui teniamo duro. In qualche modo ci piace, ecco, perché porta dell'aria fresca. Qui siamo a Siracusa, vento forte, mare mosso e temperature basse. D'altronde è inverno e dovrebbe essere la normalità, anche se da queste parti al freddo non ci si abitua mai. Lo accettiamo ben volentieri, non siamo preparati come siciliani, però va bene così. Che stando sempre qua, magari fanno 14 gradi, per noi è già freddo. Ma la domanda a cui tutti vogliono una risposta è: che tempo farà a Capodanno? Come vediamo in queste mappe del CNR Lam, l'ultimo giorno del 2025 potrebbe piovere, soprattutto nella fascia orientale dell'isola, ma l'1 dovrebbe splendere il sole. Sul fronte temperature, per gli esperti sarà uno dei capodanni più freddi.
Le minime si aggireranno nella notte di San Silvestro attorno ai 4, 5, 6 gradi in pianura e le massime non oltre i 10-12 gradi, quindi farà un po' più freddo del normale. Comunque i concerti in piazza dovrebbero essere salvi, anche se forse è ancora presto per dirlo. Si sa, il tempo cambia in un batter d'occhio. Copriamoci bene, altrimenti ci ammaliamo tutti. E speriamo proprio di no. Passiamo all'inchiesta sulla sanità siciliana, respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per Cuffaro, l'ex governatore resta ai domiciliari. Marco Carli. Il riesame respinge il ricorso e l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro resta ai domiciliari. È accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali di Cuffaro e l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. Salvatore Cuffaro è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sulla sanità siciliana, su appalti pilotati e concorsi pubblici in aziende sanitarie e ospedaliere. L'ex presidente della regione siciliana è accusato di aver avuto un ruolo apicale in un comitato d'affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame portata avanti dall'ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell'inchiesta a cui era stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale della Libertà di Palermo aveva respinto anche la richiesta di riesame formulata per Roberto Colletti, ex manager di Villa Sofia e civico, anche lui indagato nell'inchiesta sulla corruzione nella sanità, confermati gli arresti domiciliari. E resta ai domiciliari anche Francesco Stagno dal Contres, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina, che in questo caso il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare. Dal Contres è accusato di essere al centro di un giro di mazzette da parte delle case farmaceutiche. Per lui l'accusa è concussione, corruzione e truffa aggravata. Incidente mortale la notte scorsa nel Ragusano, nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II. C'è stato un violento scontro frontale tra due auto. Nell'impatto ha perso la vita un 19enne che era alla guida di uno dei mezzi. Ferito l'altro conducente, trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. A Palermo distrutta con un piccone la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama, il bottino, appena 10 euro. Vi mostriamo il video di quanto accaduto intorno alle 4 di stamattina. Marco Gullà. Con un piccone un uomo distrugge la vetrata di un locale. È accaduto intorno alle 4 di stamattina in via Villafranca a Palermo, a pochi passi da piazza Castelnuovo. L'interazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano una persona che dopo aver distrutto il vetro entra nel locale e porta via una cassettina di sicurezza con all'interno 10 euro e 2 bottiglie di alcolici. Per il locale si tratta della seconda spaccata nel giro di un anno. L'uomo ha il tempo di uscire tramite il varco che si è creato mentre l'allarme suona già da un po'. Un altro episodio che si lega al filone di insicurezza che ormai regna in città. Qualche giorno fa il ferimento di una ragazza colpita dalla pallottola di un fucile in possesso di un ragazzo di 21 anni. Giuseppe Calì resta in carcere. Oltre alla detenzione del fucile per cui è scattata la flagranza di reato, Calì è indagato anche per tentato omicidio, ma la lista delle contestazioni potrebbe cambiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non crede alla versione del ragazzo, che ha detto di aver trovato il fucile in un cassonetto e di aver sparato accidentalmente. Il Tribunale Civile di Catania ha condannato al risarcimento di 380.000 euro il cacciatore che nel 2019 aveva ferito all'addome dopo una lite un cittadino di Belpasso che era stato svegliato dal rumore di colpi di fucile. Oltre alla vittima rimasta invalida per le ferite riportate, il risarcimento è stato esteso anche ai familiari. Ed è sempre polemica a Palermo sull'appalto attraverso il quale il Comune ha deciso di ricorrere ad un'azienda di guardie giurate per rafforzare i controlli in città nel periodo delle feste. Sentiamo Maglio Viola.
40.000 euro per 30 vigilantes impegnati per 9 giorni dal centro alla periferia. È polemica sulla scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere ad un'azienda di vigilanza privata nel periodo delle feste in città per rafforzare i controlli. Una interrogazione è stata presentata dalla consigliera del PD Mariangela Di Ganci, che contesta l'affidamento diretto dell'incarico alla Sicurtrasport, quindi senza gara e senza passare dal Consiglio Comunale, ma contesta anche l'efficacia del ricorso alla vigilanza privata, visto che le guardie giurate non hanno potere di polizia. Dall'amministrazione comunale replicano ricordando che le pattuglie non girano da sole ma insieme ai vigili urbani. Sul fronte di cittadini e commercianti l'idea invece viene salutata con favore. Per il Codacons la norma lo prevede, ma non bisogna dimenticare che deve essere comunque lo Stato a garantire sicurezza in via prioritaria. D'accordo Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per la quale il ricorso alla vigilanza privata è comunque un buon provvedimento tampone. Non possiamo permetterci assolutamente di disperdere il patrimonio di Palermo accogliente, Palermo bella, mai e poi mai Palermo insicura e violenta. Stiamo percependo una maggiore presenza delle istituzioni dello Stato, delle forze dell'ordine, e questo è importante che continui in questa direzione con ancora più incisività, con ancora più risultati. Intanto la notte di Natale i vigilanti hanno impedito una incursione nel cantiere di ristrutturazione del Palazzo delle Aquile, sede storica del comune di Palermo, attualmente chiusa per lavori. Anche nel quartiere periferico della Zisa la loro presenza è stata salutata con favore fra i giardini monumentali dell'omonimo castello frequentati dalle famiglie. Si chiama MAS come memoria, amicizia, speranza, ma anche come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 giovani rimasti uccisi nella sparatoria dell'aprile scorso a Monreale. Nasce l'associazione MAS in memoria appunto di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo e di tutte le giovani vite spezzate dalla criminalità. Domani a Monreale la giornata dedicata all'incontro e alla cultura della legalità. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra pochi secondi per farvi vedere tra l'altro il presepe di Calatafimi. Andiamo alla scoperta del presepe vivente di Calatafimi Segesta, 200 i figuranti che animano la rappresentazione della Natività alla sua 11ª edizione. Sentiamo Laura Spanò. Il centro storico di Calatafimi Segesta si è trasformato ancora una volta nel villaggio di Betlemme grazie al presepe vivente organizzato dall'associazione culturale Calatafimie. Ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera oltre 200 figuranti e poi luci, musiche, canti, mestieri. Per loro sarà un viaggio multisensoriale pieno di emozioni fino alla grotta, dove ad attenderli ci sarà il bambinello tra le braccia di Maria con Giuseppe, il bue, l'asinello, gli angeli e i pastori. Calatafimi ha avuto sempre la tradizione del presepe, quindi lo spirito natalizio, la fede, la voglia di far vivere un Natale, il vero Natale, il Natale autentico, che è quello della nascita di Gesù. Quello che trovate a Calatafimi Segesta non è un semplice percorso da osservare, ma è un viaggio con un inizio e una fine, capace di condurre ciascuno dei presenti davanti al mistero di un Dio che si fa uomo. E un presepe nel cuore di una città è sempre un segno di rinascita, un'invocazione per la pace nel paese, tra le famiglie, nel mondo intero, e oggi ne abbiamo molto bisogno. Quanti verranno a visitarlo tra le tortuose viuzze del quartiere di Lificareddi hanno la possibilità di rivedere le antiche botteghe ricostruite con cura, che rivivono grazie alla presenza dei figuranti, dove condividere un momento di comunità tra riflessione e preghiere. È un gruppo che vive la cristianità e che vive l'aspetto religioso, infatti questo presepe in modo particolare cura l'aspetto biblico, da dove nasce il presepe. Il finale a sorpresa toccherà il cuore di tutti, la semplicità dei pastori e la dolcezza del bambino scelto tra i bambini nati nel 2025, che dà speranza all'umanità per un futuro di pace. È morto Lorenzo Reina, l'artista e pastore che ha creato il teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, una straordinaria opera immersa tra i monti. È stato trovato senza vita questa mattina dai familiari all'interno della sua proprietà. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a cause naturali. Reina era conosciuto per la sua capacità di fondere arte, natura e spiritualità, trasformando un luogo aspro
centro è isolato in un simbolo di bellezza e meditazione. Il Teatro Andromeda, costruito pietra dopo pietra, è diventata una delle mete artistiche più suggestive della Sicilia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Riapriamo la pagina sportiva con una notizia che riguarda il Palermo, che torna alla vittoria. I rosanero hanno da poco battuto al Barbera per 1-0 il Padova grazie al solito gol del solito Po Giampaolo realizzato nel primo tempo. Rosanero che grazie a questi 3 punti chiudono positivamente il 2025 al 4° posto in classifica. Intanto il Catania si gode il primato, le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Ai giocatori più impiegati finora Toscano conta di aggiungere qualche altro protagonista, anche attingendo dal mercato Bruzzaniti sempre più vicino. Marco Carli. Gruppo compatto, con alcuni giocatori che sono quasi sempre presenti. Come in ogni buona squadra che si rispetti, il Catania può contare su alcuni elementi che rappresentano la colonna portante per minuti giocati e prestazioni. Il primo di tutti è Dini, l'unico che ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. I dati parlano chiaro e sono ultra noti. Migliore difesa e un intero girone senza subire gol in casa. Tanto merito del portiere, ma l'asse si completa con Di Gennaro, protagonista al centro della retroguardia. Una sola gara saltata per squalifica, l'ultima. Le ha giocate tutte casa sola, sostituito in soli 4 match. La retroguardia vive anche di un altro giocatore divenuto una certezza come Celli, anche lui fra i più impiegati in assoluto. Dal pacchetto arretrato nascono tante fortune, così come dai giocatori d'attacco. Forte e Lunetta sono gli esempi migliori. Gol e prestazioni, mentre altri attendono di dare il loro contributo al meglio, come Rolfini. Il girone di ritorno potrebbe essere quello della sua consacrazione. Il giocatore ha già fatto vedere buoni colpi e aveva anche segnato nella partita di Potenza. Il gol gli è stato poi annullato ingiustamente. Lì davanti, nella batteria dei trequartisti, potrebbe anche arrivare il primo squillo di mercato. La speranza è di avere Bruzzaniti già per Foggia. Vedremo, apertura ufficiale delle trattative il 2 gennaio. Squadra da domenica di nuovo in campo per allenarsi in vista del primo impegno del 2026, che Telecolor trasmetterà in diretta. Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Domenica tocca agli azzurri, lunedì ai Granata. Sentiamo Sergio Colosi. Delle altre 2 siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.